Preghiamo, ringraziamo il Signore, Dio grande, santo e potente, ti lodiamo Signore e ti ringraziamo perché siamo qui Signore nella tua presenza, Padre. Ti lodiamo Signore per ognuno che è già arrivato, per ognuno che è qui Signore, per quelli che arriveranno ancora. Signore ti ringraziamo per la tua grazia, per la tua misericordia, per il perdono dei nostri peccati. Ti ringraziamo Gesù per il tuo sacrificio Signore. Ti lodiamo Padre perché oggi possiamo sederci attorno al tavolo nella speranza che un giorno saremo tutti insieme con te Signore. Oh Padre Santo, ti glorifichiamo, che tu possa ricevere la nostra adorazione, le nostre lodi, le nostre preghiere, che tu possa ricevere Signore il nostro culto, che sia gradevole Signore tutto quello che abbiamo portato per te. Signore, io ti chiedo Padre nel nome di Gesù, parla anche a ogni cuore, perché la tua parola dice che la tua parola, quello che tu dai a noi Signore, non torna a te vuoto Signore, che ogni cosa possa trovare Signore il bersaglio, che ogni parola, che ogni lode Signore possa trovare Signore il bersaglio e fare effetto, che possiamo uscire Signore diverso di come siamo entrati, perché nella tua presenza Signore c'è pace, c'è gioia, anche la tristezza salta di gioia Signore nella tua presenza. Oh Signore, nella tua presenza c'è pace per il cuore turbato, per la mente turbata Signore, nella tua presenza c'è riposo per lo stanco Signore, per quello che è stanco, per quello che è affaticato. Nel tuo Signore, nella tua presenza c'è tutto quello che non troviamo da nessuna parte, troviamo in te Signore. Ti ringraziamo Padre. Amen. Alleluia. Alleluia. Lodiamo quel numero 331. Alleluia. Su quel colle fatta io rimiro per quella croce che parla d'amor. Su quel legno crude fu immolata per me quell'offerta che lava il mio cuore. Ora guarda il mio caro Gesù, sulla croce il suo sangue versò, al mio posto trafitto egli fu, e la gloria del cielo mi donò. Quella croce per me un ricordo d'amore, una voce di sangue e dolore. Essa dice che un dì fu immolato e morì Gesù Cristo per me peccator. Ora guarda il mio caro Gesù, sulla croce il suo sangue versò, al mio posto trafitto egli fu, e la gloria del cielo mi donò. Si fa buio nel cielo, su quel monte fatal, ogni cosa nell'ombra scompar, ma dirà da quel vel un chiaror celestial, e Gesù vittorioso chiamar.
Lodiamo ancora. 426. Alleluia. 426. Abbiamo un posto e non è qui sulla terra. Abbiamo un posto dove nessuno ci può togliere. Alleluia. Alleluia, gloria al tuo nome, Gesù. Gesù ha detto: io vado al Padre ma ritornerò. Io vado a prepararvi posto. Io vado a prepararvi un luogo, e che saremo con Lui per sempre. Alleluia. E Lui ci ha promesso di tornare. Quando tutto sarà pronto, Lui ritornerà a prenderci. Alleluia. Alleluia. Gloria a Dio. L'alma perduta, un dolore e tristezza, dimmi compassione, ebbe sol Gesù, al di là del sol, al di là del sol, posegun así, así dolce así, al di là del sol. Pace a tutti, buongiorno, che benedizione poter essere qui stamattina adorando il santo nome di Gesù. Mettiamoci in piedi, leggiamo la parola di Dio. Oggi abbiamo diverse cose da fare in questa mattina, sia il culto al Signore, perché è il principale, no? Che siamo qui per questo. Celebreremo la cena del Signore e, come abbiamo parlato nell'ultima riunione,
e abbiamo fatto una convocazione per un'assemblea dove noi stamattina dobbiamo approvare alcune cose, come vi ho ricordato su messaggio. Allora, in data 6 ottobre 2024 alle ore 10:45 presso la sede sociale in Via Il Prato 40 Rosso, Firenze, è convocata l'assemblea ordinaria dell'associazione Shadamiti per discutere e deliberare sui seguenti punti posti l'ordine del giorno: autorizzare l'acquisto del palazzo a Monticerboli Pomarance, dopo, per non perdere tempo dico tutte le particelle che c'è dentro il documento, la presentazione dell'elenco dei membri di Shadamit e varie ed eventuali. Quindi diamo aperta a questa assemblea perché è un culto al Signore e durante il culto noi ci fermeremo un attimo per parlare di queste cose e fare questa approvazione per seguire con la continuità di ciò che abbiamo già parlato. Va bene? Leggiamo la parola del Signore. Vorrei invitarvi a aprire la Bibbia nel Vangelo di Gesù secondo ha scritto San Luca. Capitolo 1. Versetto 26. Vangelo di San Luca, capitolo 1, versetto 26. E nel 6° mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine fidanzata a un uomo di nome Giuseppe, della casa di Davide. E il nome della vergine era Maria. E l'angelo, entrato da lei, disse: Salve, o favorita della grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Ma quando lo vide, ella rimase turbata alle sue parole e si domandava cosa potesse significare un tale saluto. E l'angelo le disse: Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, tu concepirai nel grembo e partorirai un figlio, e gli porrai nome Gesù. Egli sarà grande e sarà chiamato Figlio dell'Altissimo. E il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà mai fine. E Maria disse all'angelo: Come avverrà questo? Poiché io non conosco uomo. E l'angelo rispondendo le disse: Lo Spirito Santo verrà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti adombrerà. Pertanto il santo che nascerà da te sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco Elisabetta, tua parente, ha anch'ella concepito un figlio nella sua vecchiaia, e questo è il 6° mese per lei, che era chiamata sterile, poiché nulla è impossibile con Dio. Allora Maria disse: Ecco la serva del Signore. Alleluia. Mi sia fatto secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Chi può dire amen? Gloria al Signore. Preghiamo stamattina presentando al Signore la nostra sorella Arter, che non si sentiva tanto bene stamattina, l'ha chiamata per sapere se voleva venire, ma non stava tanto bene, sentiva molti dolori, e preghiamo perché il Signore possa sollevarla di questi dolori. Preghiamo per la sorella, le sorelle e i fratelli che sono al lavoro,
che purtroppo non possano essere qui stamattina per causa del lavoro. Preghiamo perché possano trovare un lavoro, che abbiano il fine di settimana libero per la famiglia, per venire in chiesa, per servire al Signore. Amen. Continuiamo in preghiera, siamo in un proposito di preghiera. Ogni sera alle 22 ci colleghiamo per pregare insieme. È una preghiera lampo, dico così, perché è solo un risveglio, e insieme leggiamo il testo che è il tema di quest'anno, tempo di restaurazione, che parla della restaurazione di Israele, ma per noi è molto profondo perché parla anche del modo che si trovavano loro e come il Signore ha detto al profeta di fare. Quindi stiamo meditando su questo ogni sera alle 22. Stasera, volendo il Signore, saremo insieme in questa preghiera con il link che vi mando, e sono 15-20 minuti di preghiera e dopo chiudiamo e seguiamo per dormire. Ma ringrazio tutti che stanno partecipando e vorrei già ricordarvi che 1 e 2 novembre avremo la nostra conferenza missionaria 2024. Il tema è Obbedendo per servire. Come Ezechiele ha fatto tutto come il Signore aveva detto, e è venuto un risultato, una restaurazione. E se vogliamo, dobbiamo dare ascolto a ciò che il Signore ci ha detto di fare, come Lui ci ha detto di fare. Amen. Quindi preghiamo perché sia veramente un tempo di risveglio. Il programma ho asciugato molto perché non sia un programma molto stancante, e quindi comincerà nel giorno 1 novembre alle 9:30 le preghiere, i saluti, dopo le plenarie, una dopo l'altra. Ci fermeremo per una pausa pranzo, mangeremo insieme lì, e gratis noi faremo un agape insieme. Quando finisce il periodo del pomeriggio avremo lì qualcosa da mangiare, come dice il pastore Roberto, un brodo caldo per riscaldare. Mangiamo con semplicità e ci sarà la formazione, la consegna del diploma dei 9 missionari che hanno fatto tutto il corso con noi questi anni, l'anno scorso e questo, sono stati 18 mesi, e loro hanno fatto anche l'immersione missionaria a Pomarance, e nella sera del giorno 1 sarà la conclusione del corso. E nel sabato mattina, dalle 9:30 a mezzogiorno, sarà la conclusione della conferenza con una mattina missionaria, e dopo noi mangiamo insieme. E chi vorrà fare un giro, chi viene da Orvieto, di Umbria, di diverse parti d'Italia, potranno anche fare un giretto, stare insieme e conoscere Firenze, la bella Firenze. Ok? Quindi preghiamo per questo incontro. Io non dico un evento perché è un incontro spirituale che abbiamo fissato con il Signore, perché ci saranno diversi pastori pieni di Spirito Santo che ci porteranno la parola. Ogni anno io cerco di portare persone serie per portarci una parola solida perché possiamo crescere. Amen. Pastore Giovanni Rocha sarà con noi, volendo il Signore, tutto volendo il Signore. Pastore Daniele Zino, Pastore Maurizio Bua di Milano, non è mai stato qui, ma è un grande evangelista, predicatore del Vangelo. Va in Africa, in Brasile, è stato in Asia, in India, evangelizzando, portando la parola, e sarà con noi per la gloria di Dio, volendo il Signore. Amen. Quindi preghiamo perché il Signore ci prepari un banchetto veramente nella sua presenza. Preghiamo per i mariti. Io sono in un proposito di preghiera per la famiglia, ma in speciale per gli uomini, perché tutti noi abbiamo un ministero. Il nostro ministero inizia a casa. Inizia a casa.
e noi abbiamo bisogno di avere questo ministero sviluppato con saggezza e con profondità. E prego che il Signore possa risvegliare noi uomini per questo ministero di spirituale, di portare la nostra famiglia all'altare di Dio. Amen? Quindi unitevi in preghiera a me con questo proposito. Gloria a Dio. Preghiamo al Signore. Padre, in nome di Gesù siamo qui stamattina e vogliamo ringraziarti per questo giorno. Oggi siamo qua per celebrare la cena del Signore. Oh Gesù, grazie perché tu ti sei consegnato in croce e quella croce non era tua ma era nostra. Hai preso le nostre colpe, il nostro castigo, hai portato su di te. Quando noi non meritiamo, ma come dice Paolo, tu ti sei consegnato quando ancora eravamo peccatori e lo siamo, ma non più dominati del peccato, ma siamo lavati nel tuo sangue. Grazie perché il tuo castigo ci ha portato la pace, ci ha portato vita, ci ha portato salvezza e veramente non periremo come questo mondo perirà. E non desideriamo che le persone periscono come perirà il mondo, ma che siano salvati, perché è la tua voglia e è la voglia della tua sposa che tutti siano salvati, Signore. Guarda questa chiesa che oggi è qua radunata in questo posto, ma in diversi posti, perché la chiesa è una sola. Anche se siamo organizzati in locali diversi, ma facciamo parte, Signore, di uno stesso corpo, di un unico corpo, di cui il capo sei tu. Continua regnando su questo corpo e facendo che questo corpo sia sano e saldo. Purificaci di ogni peccato, di ogni male che ci allontana e che ci fa peccare contro te e contro il corpo. Signore, ci libera di ogni prigione sulla mente, nei cuori, nel corpo. In nome di Gesù, Signore, ti prego. Padre Santo, magnificato sia il tuo nome in eterno. La terra gioisca e celebri la salvezza del Signore, perché tu hai fatto meraviglie fra di noi, Signore. Stiamo già finendo quest'anno, mancano pochi mesi. E cosa abbiamo fatto? Cosa è cambiato nella nostra vita? Oh Signore, la tua parola dice che per l'incredulità degli uomini i miracoli non succedono sulla terra, ma ci dà un cuore di fedeltà, fiducioso, pieno di Spirito Santo, di speranza, perché questa leggera tribolazione che affrontiamo passerà, Signore. Alla recobia serge che abbia fa. Signore, passerà. Quante cose abbiamo affrontato, è passato. Signore, aiutaci a rimanere saldi sulla roccia, che questa tempesta non butti giù la nostra casa spirituale, che questo vento non smuova questo fratello e questa sorella dalla tua presenza, che possiamo avere gioia nel cuore per lodare il tuo nome, per magnificare il tuo nome, per rendere gloria al tuo nome, perché tu sei grande, tu regni sulla terra. La tua parola dice che ha un fiume
di cui rivi rallegrano la città di Dio, la dimora, il santuario dell'Altissimo. Lui è in mezzo a essa e non sarà smossa. Oh Signore, ti prego per le famiglie, per questi uomini, Signore, che non vogliono nulla con te, che non si interessano a cercarti. Vediamo tante donne di preghiera, ma abbiamo bisogno di avere anche uomini di preghiera. Santi uomini di Dio, come ha detto la Sunamita. Questo che passa tutti i giorni è un santo uomo di Dio. Signore, che il mondo, che la nostra famiglia ci veda come riferimento spirituale, come colonna di verità, come altare acceso, infuocato, come uomini di parole sagge, come provveditore ma anche come protettore, come uomini amorevoli. Signore, sgridiamo ogni maledizione, ogni parola, in nome di Gesù. Sgridiamo sulla vita di questi uomini, di queste famiglie, che tutte le famiglie siano edificate sull'altare di Dio, sulla roccia di angolare, Gesù Cristo, la roccia ferita di Meriba, da cui è uscita acqua e ha saziato la sete di quella grande folla che era nel deserto. Sazia la sete della nostra anima, Signore, sazia la sete di questa famiglia, Signore, che tu si faccia presenti e visibile in questa casa. Signore, determina, traccia un perimetro, Signore, in questa famiglia. Alza muro di fuoco attorno a questa casa, a questa famiglia, a questo matrimonio, e manda via, Signore, ogni spirito maligno per la gloria del tuo nome. Ti prego, Signore, per i malati, per quelli che giacciono nella malattia, nei dolori, con infiammazione, prendendo una medicina forte. Signore, queste medicine che fa una cosa ma peggiora un'altra. Ti prego, Signore, tu sei guarigione, tu sei la potenza più grande dell'universo, Spirito Santo. Tu sei onnipresente, Signore, tu sei qui in questa stanza, ma sei anche nella casa di quei fratelli, di quella sorella che ha bisogno di un miracolo, di un tocco tuo, Signore. Come quella donna che ti ha toccato il vestito, ha fatto un disegno di arrivare, toccare e tornare, ma tu fermassi la folla e l'hai guardata. Lei che non era guardata da tanto tempo. Signore, considera oggi la nostra condizione di vita. Abbiamo bisogno che tu volti il tuo sguardo su di noi. Guardaci oggi, Signore, e ci dà la parola che hai dato a quella donna. Va in pace. Va in pace, in nome di Gesù. Amen e amen. Lodiamo dicendo che non c'è un Dio grande come il nostro Dio. Amore grande. La Chiesa, vorrei sentire il cantico dell'assemblea, lodando al Signore. Lui è grande. Dichiara, Lui è grande. Amore grande, profondo e sublime, questo è l'amore del mio Creatore.
non c'è niente nel mondo che possa uguagliarsi al grande amore del mio Salvatore. Dio d'amor, Dio d'amor, solo sei tu, il Dio d'amor, non c'è altro Dio, no, non c'è. Fuori di te, per me non c'è amore, Ei solo ci ama, ci comprende, ci guarda da tutto il male che esiste nel mondo. Per questo l'adoro con l'anima mia, perché mi ha dato Gesù dolce calma. Dio d'amor, Dio d'amor, solo sei tu, il Dio, non c'è altro Dio fuori di te, fuori di te, per me non c'è amore, e solo ci ama, ci comprende, ci guarda da tutto il male che esiste nel mondo. Per questo l'adoro con l'anima mia, perché mi ha dato Gesù dolce calma. Dio d'amor, Dio d'amor, solo sei tu, il Dio d'amor, non c'è altro Dio fuori di te, fuori di te, per me non c'è amor, Dio d'amor. Canta solo il Dio, non c'è altro Dio fuori di te, fuori di te, per me non c'è amore, fuori di te, fuori di te, per noi non c'è amore. Chi può glorificare il nome di Gesù? Accomodatevi, fratelli. Benedetto il nome santo del Signore. Gloria a Dio. Felice che c'è la Simona, suo marito. Siamo felici con la presenza loro. Diciamo amen. Gloria a Dio. Lei che era un po' in ospedale ha pure dimagrito. Preghiamo perché il Signore possa fare, restaurare. Il Signore è la restaurazione. In Lui tutto si fa nuovo. Ma io sono vecchio, ma
tu sei un vecchio nuovo. Io sono un vecchietto nuovo o un nuovo vecchietto. No, non possiamo essere nuovo vecchio. Siamo nuovo, vecchio nuovo, ma sempre nuovi nel Signore. Amen? Gloria a Dio. Alleluia. Sono molto felice stamattina perché con noi c'è la Giumara. Gloria a Dio, possiamo applaudire Gesù per la sua vita. Però vorrei mandare un abbraccio mio e della Chiesa a un caro amico speciale che lo voglio tanto bene, si chiama Alberto, che è il figlio della Giumara. Facciamo un abbraccio forte a lui, un abbraccio. Alberto riceve il nostro abbraccio, va bene? Ti speriamo quando, fratelli? Presto, diciamo a lui, Alberto, ti speriamo presto. Un abbraccio Alberto e anche a Marco, suo papà. Un abbraccio Marco, Dio vi benedica. Gloria al Signore. Fratelli, seguiamo il programma perché oggi vorrei finire anche prima perché c'è un caos in centro e alcuni fratelli devono uscire prima perché non c'è dove parcheggiare, è proprio terribile lì per diverse cose, ma facciamo la Santa Cena prima. Vorrei invitare il gruppo per lodare al Signore. Con questa lode noi offriremo al Signore con gioia. Vorrei ringraziare Dio per tutti i fratelli che cooperano, che contribuiscono e che mantengono l'opera missionaria. La mia gratitudine e la mia preghiera verso la tua casa e la tua famiglia. Che Dio ti benedica abbondantemente. Vorrei invitare il gruppo per lodare al Signore. Mentre lodiamo al Signore faremo anche la raccolta. Alleluia. Chi vuole può mettersi in piedi, tanto ci sarà la parola che saremo tutti seduti, quindi possiamo metterci in piedi e dichiarare il nome di Gesù e chiamare il nome di Gesù, il nome che è sopra ogni nome. Alleluia, Yahweh, Lui è. Alleluia, Lui è. Gloria al tuo nome, Gesù. Il pastore pregava anche su questo proposito, chiedendo al Signore Gesù su ogni mente, su ogni cuore. Alleluia, chiedendo al Signore Gesù che è potente, alleluia, di agire in ogni circostanza. Quindi continuiamo a lodare il nome del Signore Gesù. Alleluia, alleluia. Gloria al tuo nome, Gesù. Alleluia, tu sei il nostro Signore, il nostro liberatore. Tu sei il nostro Dio, quello che fa, quello che è. Alleluia, che ha detto io sono quel che sono. Alleluia, tu sei potente, Signore, per guarire. Tu sei potente per liberare. Tu sei potente per trasformare. Gloria a Gesù. Voglio dichiarare il nome Gesù sopra ogni mente, ogni cuore. Io so che incontro pace in sua presenza. Dichiaro Gesù. Voglio dichiarare il nome Gesù fino a far spezzare le catene. In Lui trovo speranza e libertà. Dichiaro Gesù. Suo nome è potere, suo nome è cura, suo nome è vita. Apre prigioni, risplende al buio e brucia in me.
voglio dichiarare il nome Gesù sopra ogni paura e ansietà, su ogni anima in depressione dichiaro Gesù. Suo nome è potere, suo nome è cura, suo nome è vita. Apre prigioni, risplendi al buio e brucia in me. Chiama questo nome, il suo nome è potere, suo nome è cura, suo nome è vita. Dove c'è morte, lui è vita. Apre prigioni, risplendi al buio e brucia in me. Gesù su ogni tenebra e ogni avversità, Gesù su ogni paese e su ogni città e sulla mia famiglia dichiaro il santo nome Gesù. Puoi dichiarare anche te, Gesù su ogni tenebra e ogni avversità, Gesù su ogni paese e su ogni città e sulla tua famiglia dichiaro questo nome Gesù. Suo nome è potere, suo nome è cura, suo nome è vita. Solo la Chiesa. Suo nome è potere, suo nome è cura, suo nome. Il vento che soffia con vita è qua. Apre prigioni, alleluia, e brucia in me. Alleluia, alleluia. Io so che lui è qui, io so che lui sta lavorando qua, io so che lui sta aprendo prigioni. Si chiede a lui perché lui può aprire prigioni. Chiedi a lui perché lui può buttare giù questa forza, lui può. Quello che ti turba, quello che ti lascia prigioniero, lui può. Oh, non importa da quanti anni, non importa la situazione, non importa chi sei, non importa le tue forze, perché lui è potente. Remi come ti ok, mi arrei, mi assai. Oh, remi ti ok, remi come ti assai, mi ti affonda. Magari tu guardi qualcuno e dice, ma io non so più cosa fare, io non vedo più soluzione. Chiama Gesù, dichiara Gesù. Ehi, mi arrechi, mi ciasse. Il suo nome è potere, il suo nome è cura, il suo nome è vita. Apre prigioni, risplendi al buio e brucia in me. Amen. Accomodatevi, fratelli, meditiamo sulla parola di Dio.
stamattina. Vorrei invitare i bambini a classe felice. Con noi anche è Abele, che è il figlio di Nemesis e Christian, dei fratelli Nemesis e Christian, che è appena arrivato di El Salvador. Facciamo un saluto a lui. Benvenuto. Amen, gloria a Dio. Lui ha 18 anni. Preghiamo per lui che possa svolgere bene la vita con il Signore qua. Non è facile. Sappiamo che qui è un campo molto difficile per i giovani, ma preghiamo che lui possa scappare come un uccello del laccio dall'uccellatore. Quindi preghiamo perché il Signore possa essere vicino a lui e che il Signore possa aiutarlo e che diventi un uomo di Dio nella presenza del Signore. Amen? E questo è il nostro desiderio. Fratelli, io oggi vorrei meditare con voi a breve tempo sulla nostra sorella Maria, la mamma di Gesù, che ha ricevuto una grande missione. Tutto che inizio questo messaggio dicendo che tutto che Gesù ci chiede non è facile. Vivere la volontà di Dio non sarà mai facile, perché noi siamo umani in un mondo carnale. Quindi la nostra umanità è già inchinata per questo mondo. È già, io sto sorridendo perché sono andato là e già puzzo a pesce. Perché oggi è pesce il nostro cibo. E quindi sono già... E questo puzzo mi toglie la concentrazione. Allora, perché per il pesce vi auguro un buon pranzo, perché non è che mi piace tanto, ma è quello che il Signore ha provveduto, sono contento, ma il puzzo c'è. Quindi noi siamo umani in un mondo carnale. Tutto, fratelli, coopera perché diventiamo più umani e più carnali. Se noi accendiamo la TV, se noi ascoltiamo la radio, se noi usciamo di casa, se noi rimaniamo a casa, noi ovunque andiamo troveremo un ambiente propizio per la nostra carne. Però quando leggo la parola, vedo Isaia dicendo: tutta la terra è piena della sua gloria. Quando leggo il Salmo 24 dice che del Signore è la terra e tutto che è in essa. Quindi vorrei farvi pensare come mai, se siamo in un mondo, che siamo umani, in un mondo carnale, e la Bibbia dice che tutta la terra è piena della sua gloria. La Bibbia parla che la terra è sua. Come capire questo? Se ci fa un po' di confusione nella mente, no? Come mai la mia carne è in un mondo propizio a essa e pure questo mondo appartiene al Signore? Allora, tutto appartiene al Signore, ma purtroppo tutto è stato declinato, si dice così, decaduto per causa del peccato. Il peccato ha sciupato tutto, inclusive noi. A cominciare in noi, non inclusive noi. Non è che la natura ha peccato, la natura ha subito la nostra colpa, il nostro peccato. Per causa nostra anche la natura è sciupata, si è sciupata. Quindi capire questo è molto importante, perché non è il mondo propizio, è il mondo che noi abbiamo contaminato con la disobbedienza. E tutto parte di questa parola, disobbedienza. Ubbidire non è un compito facile,
è molto difficile ubbidire. Però l'ubbidienza porta, se noi leggiamo Deuteronomio 28, l'ubbidienza porta tante benedizioni. Ossia, se noi non stiamo vivendo qualcosa nella nostra vita, è conseguenza di una disubbidienza, perché Dio non ci ha promesso di vivere in questo mondo di un modo terribile. No, Dio ci ha promesso, come ha promesso al primo uomo, una vita possiamo ripetere questa parola, abbondanti. Non è una parola che si riferisce alla teologia della prosperità, è una parola biblica e una promessa del Signore. 100% sulla terra e alla fine vita eterna. È la parola di Dio. Noi non stiamo parlando altro che la parola. Quindi questa abbondanza esiste e c'è se noi ubbidiamo, ma non vogliamo ubbidire. Ma non è perché non vogliamo, è perché siamo molto coinvolti. Sa un amore da smettere? È facile o difficile? Quando amiamo una persona e dobbiamo smettere. Anche se la persona ci ha fatto male. Dico un amore, non quelli che sono sposati. Dico un ragazzo che c'è quella ragazza e sa che non va bene quella relazione. Cosa fa? Devi smettere di amare, ma è difficile perché anche se è una persona che non lo fa bene, ma vuole stare insieme, ma sa che è una persona tossica, difficile, che non farà bene per la sua vita né per il suo futuro. Allora, nonostante avendo tutto questo, tutti questi fattori che implicano, che pesano perché lui decida di non stare insieme, quell'amore fa quella persona stare insieme, perché ama. Smettere quell'amore è molto difficile. Ci vuole un ragionamento, perché l'amore è il sentimento più ragionevole che esiste. Sembra di no, ma quello non è amore, quella fissazione non è amore. Io sono fisso in quel ragazzo, fisso in quella ragazza. Questo non è amore, quella è una passione, è carnale. Perché l'amore è un sentimento ragionevole, di costruzione. Io insegno alle coppie, io parlo a casa, io insegno alle persone che nessuno si sposa per amore, si sposa per un desiderio, per una fissazione, una passione, per un pensiero di dire guarda questa persona mi farà bene. E questo amore si costruisce giorno dopo giorno, mattonelle sopra mattonelle. È così che si edifica una casa, sì o no? E tu alzi una parete, ma non puoi alzarla tutta perché se non casca devi alzare una parte, aspettare asciugare, l'altro giorno tu fai un altro, non è così? È così o no? Per costruire una... Allora, l'amore è questo. Quindi non possiamo pensare che è facile smettere, ma non è impossibile smettere di essere fisso nel mondo, perché quando Gesù parla, chi ama il mondo, l'amore del Padre non è in essi. È vero, perché Dio non condivide il suo amore. Dio non condivide il suo amore con gli altri, se non con te. Lui non vuole che tu abbia una relazione multipla, poligamica. No. Dio vuole una relazione monogamica, personale, unica con te. Ma a volte noi, sapendo che quella via è la via giusta, non la vogliamo perché siamo fissi in altre cose. Siamo fissi in ciò che ci propone il mondo, perché è piacevole alla carne i desideri
di questo mondo, i piaceri di questo mondo, sì o no? La carne desidera, cerca. È buono vivere quell'avventura, è buono vivere quel momento, ma è un'avventura e un momento, passa. Salomone parla in Eclesiasti 12, ricordati del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che arrivi i giorni bui. Questo amore dobbiamo trovarlo, perché è l'unico modo che possiamo fare per vivere in una obbedienza al Signore e per vivere la completa benedizione di Dio. E se noi amiamo, perché quando amiamo facciamo tutto diversamente, sì o no? Supportiamo. Perché la Bibbia dice che l'amore è paziente, l'amore sopporta tutto, l'amore vince tutto. Quindi, anche se Dio ci chiede delle cose che per la nostra carne è spiacevoli, noi avremo amore, desiderio di fare perché amiamo il Signore. Noi avremo voglia di fare perché amiamo il Signore. E per l'amore ubbidiamo. Io vedo, fratelli, che quando noi vediamo la storia del primo uomo, della prima donna, la relazione fra l'uomo e Dio non era una relazione molto intima, non per la parte di Dio, ma per la parte dell'uomo. Quando Dio ha messo l'uomo in quel pezzo di terra, pensate che se per Adamo, in un pezzo di terra, lui si è corrotto, immagini noi in tutta la terra. La corruzione bussa alla porta della nostra vita tutti i giorni. Come bussava alla porta in quel pezzettino di terra di Adamo. Quindi noi abbiamo una dimensione molto più stesa di quella di Adamo. Ma la cosa che ci farà saldi, che ci renderà saldi, perseveranti e abbondanti nel Signore è se noi lo amiamo, se noi avremo una relazione intima, personale, monogamica con il Signore. Ossia, dobbiamo nutrire e edificare questo amore fra noi e il Signore. E come fare questo? Perché ho letto questo testo oggi? Perché Maria era sposata, o meglio, era fidanzata, non era ancora sposata. Maria aveva un amore. Non possiamo dire che Giuseppe non era una persona che Maria guardava e che Giuseppe la guardava. Avevano piani, avevano sogni, progetti. E Dio entra in mezzo. In quel momento, in questa storia, io vorrei portarvi a pensare nella vita di Maria chi era la persona importante per lei. Perché quella sua azione, perché l'angelo non ha detto a Maria, lascia Giuseppe con me che io parlo con lui. Non ha detto a lei. Lei, nonostante ha detto come avverranno queste cose, lui ha spiegato soltanto che lo Spirito verrà su di te e ti adombrerà e tu genererai un figlio, ma non ha detto, guarda, tuo padre, tua madre, i tuoi nonni, i tuoi fratelli, i tuoi zii, io parlerò con loro, con tuo futuro marito io parlerò. No, non ha detto niente. Perché se un angelo arrivasse a me oggi dicendo una cosa di questo che ha detto a Maria, io aspetta, non va via prima che mi spieghi tutto. Voi no? Io tenevo lui per il calcagno, stai qua, perché come dirò a Priscilla questo? Come dirò alla mia mamma questo? Ma la cosa che mi colpisce è che la relazione fra Maria e Dio era così intima, intensa,
La Bibbia non parla che Maria era una donna di chiesa, la Bibbia non parla che Maria era una donna di preghiera, ma non ha bisogno di parlare, perché la sua unica azione in quel momento dimostra tutto ciò che lei era. La Bibbia non ha bisogno di dire che Maria leggeva la parola, che Maria partecipava delle assemblee di sabato, che Maria era una temente al Signore, una donna obbediente. No, la Bibbia non ha bisogno di parlare, perché la sua azione nel capitolo 1 di Luca ci parla tutto. Quando lei non domanda all'angelo come sarà con Giuseppe, chi parlerà con Giuseppe, perché il mio futuro, i miei piani si rovineranno. Noi molte volte vogliamo preservare ciò che abbiamo pianificato, sognato, desiderato. Perché? Perché vogliamo? Perché sono i nostri piani, i nostri sogni, e è bene questo, ma davanti alla volontà di Dio, cosa sono queste cose? Se diciamo, proclamiamo che la volontà di Dio è buona, perfetta e gradevole, dove c'è questa bontà, questa perfezione? Questa cosa gradevole, dove c'è quando noi parliamo ma non facciamo? Maria, la Bibbia non parla, guarda che Maria era una donna che camminava con i suoi padri in sinagoga, che pregava, che stava lì a obbedire, una donna obbediente. La Bibbia non parla di questo, la Bibbia non parla dell'infanzia di Maria, la Bibbia non parla di come Maria è stata cresciuta, e non ha bisogno di parlare, perché quando lei apre bocca, lei dichiara tutto che è, dimostrando. Io di nuovo pigio il tasto, io pigio il tasto della fede nella vostra vita, dicendo che noi non abbiamo bisogno di avere una fede di parole, noi dobbiamo avere una fede concreta, solida. Questa fede è la fede che ci fa avere un relazionamento intimo con Dio, a punto di credere, fidarsi che Lui farà qualsiasi cosa e che non ci lascerà mai. Quando Maria entra nel piano di Dio, Maria si fida completamente. Ma ci sono persone come io che molte volte sono con un piede e con l'altro, con un piede in Dio e con l'altro piede nel mondo. Ossia, è vero Signore, tu lo farai, ma io ho bisogno di fare anche questo, perché devo darti una mano, devo pensare un po' su questo. Quando noi ci consegniamo, noi non dobbiamo preoccuparci con niente. Il domani appartiene al Signore. Sembra un discorso vuoto in un paese mondano, secularista. Un discorso che non si sente più. Fidarsi al Signore è un discorso che non si sente più, ma noi abbiamo bisogno di pigiare questo tasto nella nostra vita e accendere questa funzione di credere pienamente nel Signore. La disobbedienza ha allontanato l'uomo da Dio. La disobbedienza ha fatto l'uomo vivere cose terribili, ma se noi ubbidiamo, vivremo cose speciali, profonde e grandissime della parte di Dio nella nostra vita. Chi può dire amen? Quindi pigia il tasto dell'obbedienza, anche se non sarà facile, ma la Bibbia dice che Maria ha detto sì, fai la tua volontà. E più avanti Giuseppe, la Bibbia parla che Giuseppe, non volendo che lei fosse lapidata, perché la colpa per l'adulterio era cosa? Lapidazione. Quindi non volendo che lei fosse fatta male, cosa ha fatto Giuseppe? Ha pianificato un modo di lasciarla, perché non voleva continuare nonostante amandola. Ma l'angelo del Signore, lo stesso che ha parlato con Maria, è venuto a parlare con? Ma Maria ha chiesto a quell'angelo di parlare con Giuseppe? Lei ha appena ubbidito. Ubbidisci e Dio è nel tuo domani. Ubbidisce oggi e Dio sarà nel tuo domani, sistemando, risolvendo, giustificando, provvedendo, aiutando, soluzionando, guarendo,
provvedendo, aprendo, chiudendo, tutto farà il Signore. Mettiamoci in piedi stamattina. Celebriamo la Santa Cena del Signore. Matteo capitolo 26, versetto 26. È molto buono essere nella presenza del Signore. A volte assaggio un po' di quello che ha detto Davide, che un giorno nella tua casa è come 1000 anni. Matteo 26, 26, dice la parola del Signore. Ora mentre mangiavano, Gesù prese il pane e lo benedisse, lo spessò e lo diede ai discepoli e disse: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese il calice e rese grazie e lo diede loro dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto che è sparso per monti per il perdono dei peccati. E io vi dico che da ora in poi io non berrò più di questo frutto della vite, fino a quel giorno in cui io lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. E dopo aver cantato l'inno se ne uscirono verso il Monte degli Ulivi. Preghiamo, fratelli, consacrando il pane e il calice. Padre, ti prego in questo momento di consacrare questi pani, questi calici, per quest'atto di fede e comunione della tua Chiesa e della tua sposa. Ti prego, Signore, che possiamo esta mattina celebrare il tuo sacrificio nel ricordo della tua morte, ma anche della tua resurrezione e del tuo ritorno che sarà presto. Ti prego che questa speranza sia accesa nei nostri cuori, che nonostante questo mondo sia carnale, che la fiamma continui accesa nella speranza che lo sposo verrà. A volte il nostro corpo si stanca come le vergini che erano stanche e si addormenta e si sono addormentate. E tante volte noi ci addormentiamo nelle nostre debolezze, ma non vogliamo perdere questa speranza anche se siamo nella debolezza della nostra carne, Signore. Ma ti prego esta mattina di ravvivare il dono di Dio che è in noi, in questa Santa Cena di oggi, in nome di Gesù. Amen. Potete accomodarvi mentre si fa la distribuzione, lodiamo. Ai piedi della croce io starò, contemplando la grandezza del tuo amore, prostrandomi ai tuoi piedi adorerò, ricevendo la tua grazia nel mio cuore. Io so che c'è potenza nel tuo sangue, che in quel dì i miei peccati hai perdonato, ed io dichiaro: Gesù, nome al di sopra di ogni altro nome. Non c'è nessun altro come il mio Signore, morto per me,
croce io starò, contemplando la grandezza del tuo amore. In piedi, fratelli. Nella notte in cui fu tradito il Signore, lui ha preso il pane, lo benedisse, lo spessò e lo diede ai discepoli dicendo: prendete e mangiate, questo è il mio corpo che è spessato per voi, tutti noi, in memoria del Signore. Parimenti, dopo aver cenato, Gesù prese il calice, lo benedisse e lo diede ai discepoli dicendo: prendete e bevete, questo calice è il nuovo calice nel mio sangue, il nuovo patto che faccio con voi. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me, tutti noi in memoria di Cristo. Alleluia, gloria a Dio. Padre, ti ringraziamo stamattina per la tua benedizione, perché possiamo essere qui liberi, compiendo quest'ordine, Signore, della cena del Signore finché tu torni. Grazie, Signore, che ci hai fatto liberi in te, che continuiamo nell'attesa del tuo ritorno, fedele e con speranza nei cuori, sapendo che il tuo giorno verrà. Ti ringraziamo, Signore, in nome di Gesù. Amen. Amen, fratelli, accomodatevi. Oggi un po' di furia, ma siamo qua nella presenza del Signore, felici e celebrano al Signore. Fratelli, per finire, io vorrei proporre, perché per l'orario e anche perché, come prevede lo statuto, ogni membro sarà identificato per una tesserina simbolica, e quindi questa tesserina non è stata conclusa perché alcuni ci hanno consegnato il foglio già all'ultimo, quindi non potevamo ordinare questa tesserina, anche se sarà digitale, non consegneremo per non avere spesa, ognuno avrà la sua al telefono e basta, solo per una questione simbolica di avere una identificazione. Qui c'è l'elenco delle firme, chi non ha firmato può firmare. E vorrei ringraziare tutti che sono in diretta con noi, che Dio vi benedica, continuate seguendo e lasciando il vostro mi piace per questo messaggio arrivare agli altri. Quindi, come previsto, vorrei presentare, io oggi non voglio parlare di quelli che non si sono presentati